Bene amici bellini, buongiorno, buon pomeriggio, è il momento di fare un po' di chiarezza perché dopo aver parlato il rappresentante dei Fedain, parla il questore oggi, parla De Laurentiis e fanno anche un tweet ufficiale per quanto riguarda l'uso dello stadio, la regolamentazione e quindi Thatcher, io non mi Thatcher, facciamo chiarezza, cominciamo! Allora, amici miei, bentornati sul canale, per esempio Diavolo Rosso Nero, benvenuto sul canale, iscrivetevi in tanti, così non resta il Diavolo Rosso Nero qua che mi mette un po' di apprensione, ma può essere pure che il Diavolo Rosso Nero ha apprezzato un'analisi coerente, magari obiettiva, speriamo di averla fatta sulla partita e quindi comunque benvenuto, quelli là che sono educati, a me piacciono di tutti i colori, lasciate i like per gli approfondimenti perché mi sono svegliato con questa voglia, vi avevo promesso un approfondimento sulla questione tifo, stadio, l'ambientino che si è creato a Napoli, divisivo, spaccature incredibili, parlano tutti e quindi andiamo a fare un recap generale di tutta la storia con un ambrabam tattico. Andiamo a vedere in ordine cronologico. Ha parlato prima e lo abbiamo sentito tutti Alessandro Cosentino come rappresentante insomma di una parte del tifo, perché non rappresentano mai tutto il tifo, ci mancherebbe altro. Lui rappresenta i Fedain, che poi sono stati protagonisti anche di quegli screzi interni con gli Ultra 72. Io se dico qualcosa di inesatto voi me lo dite nei commenti e rettifichiamo e io faccio una ricostruzione, poi può essere pure che mi arrivino notizie sbagliate. E la cosa principale che esce, perché tutti si domandano ma perché il tifoso ospite può introdurre la qualunque e noi no? E quindi gli si chiede, e se è vero che vi è stato vietato di introdurre megafoni, tamburi, bandiere, striscioni allo stadio, sì, è così. La SSC Napoli non vuole e la questura esegue. Sentite? Arrivano, mi vengono a prendere immediatamente perché sono persona non grata. Vabbè. A posto? Non ci fanno entrare il materiale nelle curve, mentre nel settore ospite nel resto dello stadio è consentito. Attenzione, resto dello stadio, questa è una cosa importante, teniamola presente. Il motivo? Una specie di castigo. Sarebbe dovuto durare 2 mesi dopo il fatto di Badia Alpino, e poi c'è stato il caos con l'Eintracht ed è stato prolungato. In più abbiamo saputo che tutte le restanti partite di campionato in casa saranno riservate ai possessori di Fidelity Card, quindi i gruppi non tesserati verranno esclusi dagli spalti, una regola che va contro le indicazioni del ministero ma verrà applicata. Questa è la prima ricostruzione di Cosentino, al quale poi chiedono anche, ma quegli scontri interni tra di voi nella curva che poi hanno portato a paura, a bambini traumatizzati e anche a tifosi attempati. Veramente ho visto un video di TikTok che sta girando, che mi ha mandato il mio amico Maurizio, di un tifoso di una certa età che dice: ma che io sono venuto a divertirmi, a tifare per la mia squadra, mi tozzoleano e mi dicono no, ti devi girare, non devi tifare. Malissimo. E Cosentino la glissa e dice no, ma quello che significa? Può essere un tipo di scaramuccia come può capitare in discoteca, e lì bisogna fare buona informazione. Se lo state intervistando non potete accettare questo tipo di risposta, perché è una risposta che prende in giro chi ascolta, perché quella non è una cosa. E vogliamo sapere i veri motivi. Il motivo è che voi non accettate che gli altri non la pensino come voi e continuino ad tifare. Questa poi è l'informazione che dovete fare. Ma ovviamente ognuno si mette paura, probabilmente perché ci stiamo confrontando con personaggi di un certo tipo. Purtroppo questa è, e la dobbiamo dire. In questo video io non mi faccio bene né i tifosi di De Laurentiis né i tifosi degli Ultra, quindi io andrò contro tutti. È proprio un video anti-like, dislike generale proprio come personaggio, perché io non riesco a essere d'accordo. Ho visto un sondaggio, siete d'accordo con De Laurentiis o con gli Ultra? No,
Non si fa così, non sono d'accordo con nessuno proprio. E quindi andiamo avanti, perché oggi invece è stato intervistato il questore Alessandro Giuliano a Radio Kiss Kiss. Allora dico, bene, perché così si chiariscono una serie di cose e non si sente solamente una campana. Questa è la cosa che mi piace. Allora, ottima Radio Kiss Kiss. E gli si chiede però alla fine dell'intervista, con la fretta addosso e solo perché istigati da migliaia di WhatsApp che arrivavano in radio, dice: mi stanno scrivendo in tanti, le devo chiedere per forza perché le bandiere nel settore ospite e non nelle curve del tifosi del Napoli. E il questore risponde: anche nel settore distinti sono da mesi presenti gli striscioni che sono stati inseriti semplicemente rispettando le procedure del regolamento d'uso, che è rinvenibile ovunque. Basterebbe fare una domanda disponibile il modulo sul sito del club che dà luogo alle verifiche relative alle sicurezze e al contenuto delle striscioni e al materiale. Si dice il materiale perché non deve essere incendiabile, siamo d'accordo. La domanda però non si può liquidare così. La domanda va approfondita e dice: ma è cambiato qualcosa? È sempre stato così? Perché i gruppi e tutti i tifosi delle curve prima le potevano sventolare e adesso non le sventolano più? Hanno cambiato loro, che non vogliono più chiedere le cose con i moduli? Oppure prima non c'era bisogno del modulo e adesso è stato inserito dopo i fatti della tangenziale e dopo i fatti dell'entra? Questa poi è la domanda che dovete fare, perché altrimenti non si spiega. E ci fa sapere il Napoli con questo tweet: allo stadio Maradona è possibile entrare con bandiere e striscioni. E questo tweet poi riporta con un link al regolamento d'uso per quanto riguarda gli striscioni e dice: i tifosi del Milan sono entrati con gli striscioni e con i tamburi e con le cose perché ne hanno fatto regolare richiesta in tempo debito ed è stato autorizzato. Ora, quello che vogliamo sapere noi, e qualcuno lo farà adesso, se io sono un tifoso normale e voglio andare in curve, avevo il mio biglietto e sono anche tesserato, faccio richiesta con il modulo questo qui al Napoli, entro 5 giorni il Napoli mi autorizza e io posso entrare, non c'è problema. E se questo è vero, vuol dire che allora i tifosi stanno parlando di altre cose. Quindi adesso si sta creando una situazione sempre più divisiva, dove però le motivazioni sono leggermente diverse e non sono state chiarite del tutto. Questo è importante chiarire, perché se è cambiato qualcosa dopo, dobbiamo vedere perché. Perché quello che dice poi il questore dice: voi mi mandate la richiesta, noi facciamo i nostri controlli che si possono fare prima e dopo. Ecco perché l'approfondimento è importante. Io vado sul sito del Napoli e trovo, prima di tutto utilizzo stampelle, perché io ho letto anche di disabili che dovevano entrare con le stampelle, non li hanno fatti entrare. Ci renderemo conto che è una cosa gravissima e dici: magari stiamo scherzando. E beh, evidentemente ci sta un regolamento e va seguito. Non so se questo regolamento è cambiato negli ultimi tempi, non so se i disabili prima potevano entrare con le stampelle tranquillamente in pompa magna e adesso hanno bisogno di un'autorizzazione scritta. Ma tant'è che oggi, se volete entrare con le stampelle a San Paolo, dovete chiedere l'autorizzazione ai sensi della legge, copia del documento di identità, copia del titolo di accesso, copia della certificazione medica attestante tale necessità. Con tutte queste cose la società sportiva calciatoriale può anche assegnare per motivi organizzativi un posto diverso da quello che là c'è, ma non possono poi dire: no, che se stampelle sono pericolose non puoi entrare. Tu fai richiesta e puoi entrare. Non so se è cambiato, ma questo è il momento. Dopodiché è importante anche far vedere una cosa, perché poi questo probabilmente è quello a cui si riferiscono i tifosi: il gradimento del club. Lo sapevate che c'è un gradimento? Cioè che il club può decidere che siete persona non gradita? Ecco, i confronti dei sostenitore può essere altresì esercitato in relazione ai comportamenti volti a minacciare, denigrare, offendere persone, autorità o istituzioni. Il club e i suoi dipendenti o collaboratori, gli steward, nonché un'altra condotta idonea al documento agli stessi, all'immagine e al nome del club, anche se possa in essere al di fuori dello stadio, in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche o attraverso qualsivoglia organo di stampa, trasmissione televisiva, radiofonica, ovvero, nel senso anche, sui social media, i social media inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo, blog, network professionali, network aziendali, forum, eccetera, eccetera. Insomma, tu puoi essere persona non gradita anche se fai un canale YouTube e parli male della società.
E si può tranquillamente, si deve sapere questo. Se tu non dici le cose che è una cosa in generale che dovrebbe essere un regolamento di tutte le istituzioni che poi fanno capo a organizzazioni importanti. Il gradimento del club nei confronti dei sostenitori inoltre può essere esercitato dal club in relazione ai comportamenti dei sostenitori di violazione del regolamento d'uso, promozione di attività e bagarinaggio, vendita delle cose eccetera eccetera, quando vuoi rivendere i biglietti che non si può fare, violazione della normativa vigente, travisamento, sottrazione ai controlli, ingresso attraverso tornelli da parte di più di un soggetto alla volta, aree, accesso ad aree, cioè quando scavalcate, le cose di violenza, insomma ci sono tantissime, o quando fate i video non si può entrare con la macchina fotografica, non si possono fare i video della partita e delle cose, non si può scavalcare e non si può fare violenza. Ora, la violenza non deve essere fatta nei confronti per forza della società o delle tifoserie avversarie. Se fate violenza all'interno di una curva tra di voi, non siete persone gradite. E potete dire alla società che questa è una cosa assurda, grave, che non rispetta, non ci fanno tifare come vogliamo. Mi sembra una cosa naturale. Quindi praticamente con il vostro comportamento in curva, a prescindere dai motivi, e non li voglio manco sapere i motivi, voi in questo momento siete persone non gradite. Quindi non solo le bandiere vi possono dire di no, anche se chiedete l'autorizzazione normalmente, ma loro fanno i controlli. Voi siete quelli là che vi siete dati ammazzati a Francoforte, mi dispiace. Quindi questo è quanto è. Per quanto riguarda la posizione di De Laurentiis, che ha parlato anche oggi, è facile e dobbiamo rimetterlo in piedi. La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo sui fatti della curva. Questa è una storia che dura da 50 anni. Finché non si prende la legge della Thatcher e la si mutua in Italia, avremo sempre questi problemi. Quelli non sono veri tifosi, ma delinquenti ai quali si permette di andare allo stadio e di mortificare i veri tifosi e le famiglie, con episodi che sono davanti agli occhi di tutti. Poi il tifoso dice a De Laurentiis, dice: ma quale famiglie? Solo le famiglie ricche, perché se tu metti i prezzi troppo alti vuoi solo le famiglie ricche. Ed è qua che noi dobbiamo poi andare a sviluppare il discorso della Thatcher e della riforma che è stata fatta in Inghilterra, perché altrimenti non ci capiamo. Disordini alla festa scudetto? Mi auguro di no, anche perché la festa scudetto avverrà allo stadio, e che ne sai che avverrà allo stadio? E allo stadio non ci possono essere disordini, ci saranno varie feste, perché uno può ipotizzare una festa spontanea dove si vince, dove capita la matematica, e potrebbe essere un Napoli in trasferta e quindi parte una festa dove capita. Poi ci può essere la festa allo stadio dopo, perché praticamente hai vinto naturalmente, oppure avviene allo stadio e quindi parte quella spontanea, e poi ci sarà quella là che andrà fatta a fine campionato, e poi, quindi che ne sai, a meno che non vuoi organizzare tu una festa allo stadio con il biglietto, e allora lì è diverso. Abbiamo la fortuna di avere un signor questore e un signor prefetto, e credo che tutte le precauzioni verranno prese. Poi non è che ci stiamo portando iella da soli parlando di scudetto, lo scudetto si ammoscia, bisogna vedere quando si vincerà. Se uno dovesse vincerlo prima, probabilmente anche la celebrazione arriverà man mano, ecco, vedete, perché già i napoletani stanno festeggiando in tutta la città, e io sono molto preoccupato essendo scaramantico. Prima ero scaramantico col cinema, col calcio no, perché si gioca sempre, ma ora me la stanno facendo tornare. Mi sembra una follia tutto ciò, ma fa parte del calore al quale sono abituato da bambino. Insomma, ha detto tutto e il contrario di tutto. Dopodiché dice anche, perché poi si va in altre questioni, i segreti della stagione: saper fare il mercato, e siamo d'accordo De Laurentiis, non avere difficoltà a levare le pecore nere, e non siamo d'accordo, perché devi sempre insultare i tuoi e quelli che sono venuti prima e quelli che ci sono durante, e quindi devi sempre creare una divisione inutile che non porta nessun beneficio. Male, sempre antipatico. Si può anche arrivare alla scadenza contrattuale. Visto che non ti sei mai sentito partenopeo o colore azzurro, è bene che tu vada altrove. Ti rendi conto che poi ognuno può prendere queste parole: ce l'ha con Insigne, ce l'ha con Mertens, ce l'ha con quell'altro, con Fabian eccetera eccetera. Perché quando Spalletti ha detto: se noi siamo qui, abbiamo fatto il percorso, parto da quelli che hanno fatto bene, e lo stesso Spalletti aveva questi giocatori prima, e allora il percorso, perché non si può fare così? Perché dobbiamo denigrare quelli che ci sono stati per esaltare quelli che ci sono adesso? E poi c'è anche un'altra contraddizione: questi sono uomini veri, parla Berlusconi, Maradona, lo utilizzi quando vuoi tu. I giovani si sono resi conto di essere un corpo unico, siamo finalmente in 11. In 11? Perché non giocano mai. E poi dice: o 22, piuttosto che essere in 3, 4, 5, 1.
mi pare che si gioca per tutti al di là dei risultati. Lo sappiamo che non è così. Lo sappiamo che non è così. Ci sono i titolarissimi e poi si vede quelli che devono entrare. E sono alcuni, questi sono proprio i sassolini dell'ammutinamento. Sono ancora i sassolini dell'ammutinamento che ti stai ancora togliendo. Ci rendiamo conto così cosa significa? Perché poi adesso ti stai riferendo a quelli là che se ne sono andati. Un domani ti riferirai a quelli là che ci sono adesso. E lo fai sempre anche con gli allenatori. Che, il miglior allenatore del mondo. Quello là non era buono. Così, non è bello, non è bello. E abbiamo fatto i complimenti a De Laurentiis per quanto fatto fuori dal campo e per quanto impostato per questa stagione che sta andando benissimo, e anche e soprattutto per il silenzio mentre il Napoli cominciava a vincere, a creare questo vantaggio. Dopodiché non ce l'ha fatta più, ha dovuto prendersi i microfoni, parlare dappertutto ed essere lui il protagonista, e insultare, sempre andare fuori le righe senza eleganza e senza stile. Il costo del biglietto della Champions qua raggiunge proprio il non plus ultra. Credo che il Milan, quando noi andremo su, incasserà oltre 10 milioni. Vedi? Ma non era volgare parlare di soldi. Non è volgare parlare di soldi, ne parli tu. Oltre 10 milioni, noi arriveremo a 5. Il Milan ha messo il biglietto a 800 euro, noi al massimo a 500 per la tribuna autorità, con 80 posti, bla bla bla. Se lei compra una Mercedes o una Fiat a Napoli, la paga meno che a Milano. Ma che paragone è? Presidente, che paragone è? Non stiamo comprando un oggetto che lo paghi uguale, a parte che poi anche gli oggetti si possono pagare diversamente a seconda di dove ti trovi, quindi il paragone non è proprio. Ma non si può fare il paragone con uno spettacolo in uno stadio diverso, con visibilità diversa, con servizi diversi, con squadre diverse. Non si può fare questo paragone qui. Anche questo fatto tipico degli italiani di piangersi addosso è qualcosa che dovremmo mettere da parte. Napoli è un super plus. Io penso che quando ero bambino, d'altronde frequento Capri, Ischia e la costiera, certo sono stato anche alle Maldive, ma poi che noia questo mare uguale, spiagge bianche. Con chi parli poi? Con altri italiani sembra di stare in esilio. L'Italia è bellissima come tutte le regioni, in Toscana, vabbè. E poi rinnovo Kvaratskhelia, ma la volete finire di rompere le balle? I contratti si in due a farli, quindi che vuoi dire? Uno negozia 5 anni, uno è sempre antipatico, dice sempre cose che non aiutano la coesione generale. Si arriva allo scontro. È anche un'annata bellissima dove si potrebbe tutti quanti insieme festeggiare e si potrebbe anche esaltare il lavoro, il ben fatto di un presidente con il suo staff congiunto, con l'allenatore e con i giocatori. Invece no, è tutto più sporco, è tutto più ognuno se la prende con quell'altro, ed è veramente un peccato. Il video è uscito troppo lungo, quindi l'approfondimento sulla Thatcher io credo che lo devo fare la prossima volta, perché andiamo a scoprire che le misure del governo Thatcher erano approssimative. La strage delle Isegue, dobbiamo andare nello specifico. Probabilmente vi potrà uscire un secondo video e sarà un video generale dove non si parlerà solamente di Napoli. Io mi spoglio di tutti i vessilli perché non ho fatto l'autorizzazione, e quindi poi parliamo in generale, perché si deve approfondire la storia, non basta fare le cose repressive, perché poi si è fatto peggio in Inghilterra, come che poi si è aumentato la sicurezza facendo nuovi stadi, lasciando la proprietà degli stadi ai club. Quindi se tu sei infitto, caro De Laurentiis, c'è sempre lo scaricabarile con il comune, e quindi non si risolve niente con la situazione Thatcher, anzi si fa peggio. E quindi in Inghilterra bisogna approfondire. Da New York Valerio Fluido è tutto. Ho scontentato tutti, immagino, ma bisognava fare chiarezza. Adesso ci aspettiamo bandiere con le varie autorizzazioni, la richiesta di autorizzazioni. Se loro invece poi vi rispondono con un messaggino WhatsApp, le autorità, e dice non vi autorizziamo, questo è. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi, cambia. Ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saveri da soli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.